Ciao a tutti, io appunto faccio fumetti, sono stato nel Kurdistan iracheno direi giusto un anno prima di Luca, e questo è il racconto del mio viaggio. E il libro, che è uscito il 7 dicembre passato, per cui fresco fresco, racconta proprio questo viaggio ed è la conclusione di un progetto che è consistito in 3 passetti. Il primo passetto è stato proprio il mio viaggio lì, dal 28 giugno al 15 luglio del 2016, e se qualcuno poi googla 28 giugno capisce anche che il mio arrivo è stato un po' particolare, nel senso che mi sono ritrovato all'aeroporto Ataturk di Istanbul negli scali internazionali durante un attentato di Daesh nello scalo internazionale dell'aeroporto. Questa però è una parentesi, e il primo step di questo progetto era appunto che io mi recassi in Iraq per svolgere 4 all'inizio, poi sono diventati 3 per motivi di sicurezza, workshop di fumetto nei centri giovanili che un Ponte Per anima appunto nel Kurdistan iracheno. Racconto questa cosa dell'attentato semplicemente perché questo ha causato un mio ritardo nell'arrivo, no? Per cui io sono arrivato alle 4 di notte e alle 8 della mattina iniziavo il primo workshop a Erbil, mentre sarei dovuto arrivare 2 giorni prima, eccetera. Per cui mi sono ritrovato immediatamente proiettato in mezzo ai ragazzi che animano i centri giovanili. I centri giovanili di un Ponte Per nascono per facilitare la comunicazione interreligiosa tra le persone che vivono in territorio. E questo cosa vuol dire? Significa che io appunto dalle 4, dopo essere arrivato alle 4 di mattina, alle 8 mi sono ritrovato in mezzo a una ventina di ragazzi più o meno giovani che parlavano fino a 3 lingue differenti tra di loro, perché tu ti ritrovi lì che molti parlano il curdo, molti parlano l'arabo, cosa che io non avrei mai immaginato, ma le piccole comunità cristiane in Iraq parlano correntemente l'aramaico, una lingua che non pensavo potesse essere insegnata alle elementari così per chiacchierare. Tra l'altro questa cosa delle elementari è veramente pazzesca, nel senso che ti ritrovi gente che viene da scuole in cui le hanno insegnato il curdo e l'aramaico e magari vivono a Erbil e magari vivono in un posto dove si parla arabo, e vari scambi vicendevoli di questo tipo di cose, no? Io facevo dei workshop di fumetto, io faccio fumetti, li faccio da ben prima di questo libro, e ho una grande fiducia nel linguaggio del fumetto, nel linguaggio delle immagini in sequenza. E il fumetto in questo caso è stato utilizzato anche per permettere a loro stessi di parlare tra loro, a persone che non si conoscono o che pure vengono da esperienze di vita profondamente diverse, perché poi abbiamo parlato delle lingue, ma poi se parliamo delle religioni abbiamo gli yazidi, abbiamo musulmani, abbiamo cristiani, eccetera. E abbiamo esperienze di vita proprio differenti, nel senso che lì ci sono i campi profughi, no? Di gente che scappa dalla Siria, ci sono i campi sfollati di gente che appunto è dovuta scappare da Mosul, dalla propria città, e poi ci sono i cittadini delle città. E questo cosa comportava? Che magari io sono piuttosto cinico quando faccio fare degli esercizi di fumetto anche in Italia, e lì uno dei primi esercizi che faccio fare proprio per scaldare la mano e far capire un po' come si ragiona sulle immagini in sequenza, una delle cose che chiedevo era di dividere un foglio in 6 vignette e cercare di raccontare in 6 vignette un qualcosa che facesse capire dall'altra parte del mondo la loro situazione quotidiana. E questo cosa ti faceva emergere? Ti faceva emergere il problema magari della corruzione nel campo profughi, no? Per ottenere il cibo. Cose che per come sono raccontate fatti che potrebbero svolgersi a Mogliano Veneto, non so come dire, cioè la corruzione per la fila, no? Cioè per essere primi nella fila, fa vedere la fuga dalla guerra, la fuga dalle bombe fino ad arrivare al campo profughi,
oppure anche semplicemente le condizioni di vita normali in Iraq, per dire la corrente non c'è 24 ore su 24, per cui anche il racconto minimo, cioè minimo detto da qui è chiaramente confrontato con il tipo di storie che si possono incrociare lì, ma del ragazzo che ha organizzato la partita a calcetto la sera e quando è tutto pronto, sono in braghette e stanno per iniziare a giocare a calcio, salta la corrente, si ritrovano al buio e a calcetto non si gioca più. E queste cose sono cose che loro hanno raccontato a fumetti, si sono guardate, alcune sono raccontate proprio in queste tavole, una decina di tavole che vengono proprio da questi laboratori e spesso anche per loro era un modo, appunto, persone di lingue differenti, di culture differenti, di scambiarsi le proprie esperienze di vita differenti nello stesso territorio. Io ammetto, io non ero molto colto sulla situazione irachena che avrei trovato. Per me l'Iraq, il mio primo ricordo dell'Iraq sono le prime manifestazioni che ho fatto contro la guerra quando avevo 14 anni e per me nel mio immaginario l'Iraq era rimasto quella cosa là. Devo dire che questa esperienza dei laboratori con i ragazzi mi ha fatto tornare con un sentimento che non mi sarei mai aspettato di trovare lì. Per dire, nelle 3 città in cui ho fatto questi workshop, persone diverse, di religioni diverse, di lingue diverse, in questi 3 laboratori ogni tanto è ricorso a una metafora in questo disegno, no, che chiedevo di fare per raccontare qualcosa di sé all'altro. La metafora del semino piantato in mezzo alle macerie, da cui cresce un fiore o un albero, no? E questo lo hanno disegnato in vari posti persone che non si conoscevano e di culture totalmente differenti tra loro. E questo è stato un motore per farmi tornare un po' con della speranza, appunto, un sentimento che non mi aspettavo che avrei trovato in Iraq nel 2016. Il secondo passetto di questo progetto sul fumetto con un Pontepere, l'associazione di Avasta di Padova, è consistito in un albetto, tra l'altro ce l'ho tirato fuori adesso, in un albetto che io chiamo tra molte virgolette promozionale, un albo a fumetti di 24 pagine promozionale delle attività dei centri giovanili in Iraq, proprio un albo che è stato stampato solamente in inglese e arabo e che è stato distribuito lì come cosa, e che serve appunto per diffondere sul territorio le attività dei centri giovanili e appunto la possibilità anche per i giovani che vivono lì di conoscere questa possibilità di aggregazione diversa rispetto a altre. Tornato a casa, appunto, ho realizzato quest'albo e poi mi sono messo al lavoro su quello che poi è il mio lavoro, il libro, che è il racconto del mio viaggio. Devo dire che un Pontepere mi ha fissato una densa scaletta di interviste, di possibilità di intervistare molte persone, oltre al vivere insieme ai ragazzi dei workshop. Per cui ho avuto l'occasione, per dire, di intervistare da un lato Dana Sofi, ecco, una piccola premessa: il Kurdistan iracheno è un territorio strano, nel senso non è una democrazia compiuta, l'opposizione è più di 2 anni che non può entrare nel Parlamento di Erbil. E dall'altro canto però vive questa contraddizione di essere molto generoso rispetto all'accoglienza dei profughi e degli sfollati, per cui appunto e quello che ho imparato anche lì è iniziare a riconoscere varie zone grigie tra bene e male, come possiamo pensare e come ci viene spesso raccontato qui e come si legge sui giornali qui. E appunto Dana Sofi, ex parlamentare dell'opposizione, un parlamentare che ha lottato per una vita per l'estensione dei diritti civili, una figura che potremmo ritrovare in Inghilterra, in Europa, in Italia, cioè come tipo di personalità. Dall'altro lato ho potuto conoscere il Peshinam degli Ezidi. Il Peshinam è la più alta autorità religiosa della religione Ezida, e un personaggio, magari sfogliati il libro si vede nella foto buffo vestito, dico io, ma è assolutamente consapevole e autoironico di come rispetto a come si presenta agli altri, e per dire il Peshinam, la sua posizione rispetto agli Ezidi, consideriamo che qui in Europa li sentiamo nominare e giustamente
praticamente sempre come vittime, perché sono le vittime dei sequestri di massa da parte di Daesh, c'è una interpretazione del Corano che gli estremisti islamici interpretano come figli del demonio gli yazidi, per cui è concesso, cioè gli estremisti si autoconcedono di trattarli nei modi più barbari possibili. È una religione che ha vissuto 72 genocidi nel corso della sua vita, sono 500.000 adesso, e Pescinam dice: per me la soluzione per una convivenza pacifica nell'Iraq di oggi sarebbe un confederalismo di tipo religioso. Voi pensate a proporre qui in Europa una cosa del genere, ci vorrebbero dei brividi, no? Però poi giustamente quando te lo dice uno il cui popolo ha vissuto 72 genocidi, chiaramente ha un peso diverso come dichiarazione. Ho potuto intervistare padre Jacques, una lunga intervista ospito nel libro, padre Jacques Mourad, un prete dell'ordine di Marmoussa, lo stesso di padre Dall'Olio, che è scomparso, sequestrato e di cui non si sa al momento se sia vivo o meno, e anche padre Jacques è stato sequestrato per qualche mese da Daesh, e lui però è stato liberato poi con la complicità di un amico musulmano che è riuscito a farsi durante la prigionia, no? Per cui appunto queste sfumature che qui spesso non riusciamo esattamente a cogliere. Io devo dire, io appunto nutro molto affetto rispetto al linguaggio del fumetto. La mia condizione ideale è quella dentro una stanza chiusa a lavorare, a pensare bene a cosa scrivere, a cosa disegnare, anche perché ogni disegno richiede del tempo, richiede un investimento di vario tipo, e la mia natura non è quella di parlare in pubblico come cosa, però ho molta fiducia in questo linguaggio, e si dice, no, spesso che il fumetto è un linguaggio adatto a fare sintesi di concetti complessi, cosa che credo. Però io credo in questo libro, anche a differenza rispetto a come posso aver lavorato nei miei libri precedenti, credo in questo libro di avere cercato di restituire invece la complessità più che la sintesi. Appunto, questo libro ospita prevalentemente testimonianze dirette di giovani, di non giovani, di personaggi che ho avuto la possibilità di incontrare, e spesso anche contraddittorie tra di loro. Ho cercato di restituire al lettore la stessa sensazione di contraddizioni che vivevo io, parlando di fronte a persone diverse. Ci sono molte altre singole casistiche che non ci possiamo aspettare e che non ci vengono raccontate. Pensiamo al ragazzo sunnita sfollato dalla sua città, ma è sfollato dalla sua città non perché è arrivata Daesh, ma perché la sua città è stata liberata dalla coalizione internazionale. Solo che la coalizione internazionale comprende le milizie sciite finanziate dall'Iran, e gli sciiti, quando liberano una città, si levano i loro sassolini dalle scarpe rispetto ai sunniti, e per cui appunto una situazione decisamente complessa, che spero di essere riuscito a restituire con il linguaggio che appunto preferisco, che è quello del fumetto. Cosa molto bella poi di questo tipo di progetto è che appunto è riuscito a dare il via a una serie di collaborazioni che mai avremmo pensato quando siamo partiti, per cui poi chiaramente i miei disegni sono serviti a ornare del CD è un disegno che c'è a ornare il CD, ma soprattutto ancora più bello che Luca è già tornato, io tornerò quest'anno, tornerò a fare laboratori di fumetto, e ecco una cosa secondo me molto importante, forse la cosa più importante che ho rilevato lì. Parlavo a Dohuk con Israel, un ragazzo che c'è anche, che abbiamo visto qui e che per cui ha fatto anche il workshop musicale. Lui ha avuto la fortuna di vivere 3 anni a Berlino, di frequentare 3 anni di università a Berlino e tornare lì. Nei suoi 3 anni a Berlino lui ha scritto e si è autoprodotto un romanzo autobiografico in inglese che mi ha regalato, no? Qui c'è una cosa, a Dohuk era rotta l'aria condizionata nel centro giovanile. Io sono stato appunto a luglio
l'aria condizionata è ovunque, cioè anche nella tenda, perché non si può vivere altrimenti, e gli spostamenti sono semplicemente un passaggio da un'aria condizionata all'altra, altrimenti non è. Era rotto l'aria condizionata nel centro giovanile, e per cui Saman proprio ha trovato il modo di farmi tenere il mio workshop all'Accademia di Belle Arti di Duke. L'Accademia di Belle Arti di Duke, no? Cioè, perché noi poi qui pensiamo, abbiamo sempre la sindrome del povero sfigato, sì, del troglodita, no? nel tempo di guerra. All'Accademia di Belle Arti di Duke io ho trovato lavori assolutamente dentro la contemporaneità del lavoro sull'immagine di oggi, cioè poteva essere l'Accademia di Boston a vederla per il tipo di opere di qualità che c'era all'interno. Parlavo con Israel e Israel mi diceva: sì, noi qui appunto, come vedi, abbiamo questo grande lavoro sull'immagine, e mi faceva questo esempio: noi siamo pieni di bravissimi registi, però ci mancano gli sceneggiatori. E effettivamente, a parte essere un problema del cinema mondiale, ma questo è una battuta, però effettivamente quando ti ritrovi decine di anni di guerra alle spalle e generazioni cresciute che hanno conosciuto solo quello, persone che parlano lingue differenti, cresciute nell'odio tra le diverse parti, come fai a creare un immaginario comune per cui tutti riconoscano delle storie comuni? E io penso che appunto questo tipo di lavori qui, la musica, il fumetto, poi prima di noi c'erano stati degli artisti di strada che hanno insegnato a dipingere sui muri, eccetera. Questo tipo di cose qui sono molto importanti per ricreare un immaginario comune, che è il dato minimo per poter costruire e aggregare una società civile che si riconosca tale insieme. Ecco, questa è la mia esperienza in breve.